Io spero che questo viaggio per voi sia molto fruttuoso, perché sempre conoscere altre persone, altre culture, ci fa tanto bene, ci fa crescere. E questo perché? Perché se noi siamo isolati in noi stessi, abbiamo soltanto quello che abbiamo, non possiamo crescere culturalmente. Invece, se noi andiamo a trovare altre persone, altre culture, altri modi di pensiero, altre religioni, noi usciamo da noi stessi e incominciamo quella avventura tanto bella che si chiama dialogo. E il dialogo è molto importante per la propria madurezza. Scusi, il dialogo è molto importante per la propria maturità. Nel confronto con l'altra persona, nel confronto con le altre culture, anche nel confronto sano con le altre religioni, uno cresce, matura. Certo, c'è un pericolo che se nel dialogo uno si chiude e si arrabbia, può litigare, è il pericolo di litigare. E quello non va bene, perché noi dialoghiamo per trovarci, non per litigare. E qual è l'atteggiamento più profondo che dobbiamo avere per dialogare e non litigare? La mitezza, la capacità di trovare le persone, di trovare le culture con pace, la capacità di fare domande intelligenti, ma perché tu pensi così? Perché questa cultura fa così? Sentire gli altri e poi parlare. Primo sentire, poi parlare. E quello è mitezza. E se tu non la pensa come io pensa differente, ma tu non mi convinci a me. Ma siamo amici lo stesso, ma io ho sentito come pensi tu e tu hai sentito come penso io. Quando c'è un problema, dialogo. まずは対話、これ E を進め quello ます。 fa la pace. これが平和を作っていきます。 E questo è quello che vi auguro a voi in questo viaggio di dialogo, che sappiate dialogare. Ah, come pensa questa cultura? Ah, che bello questo, che questo non piace, ma dialogando e così cresce. Poi vi auguro questo e vi auguro un buon viaggio a Roma. Vi auguro il meglio per voi, per la vostra scuola, per le vostre famiglie. あなたたちの学校 Dio に、 vi そして家 benedica 族に tutti.